Parliamo adesso di disordini all'ex caserma Cavarzerani di Udine, nuovo focolaio di coronavirus per la tentata fuga di alcuni ospiti. Il servizio. Alla ex caserma Cavarzerani di Udine stamane si sono registrati dei disordini in seguito alla tentata fuga di alcuni ospiti della struttura che pochi giorni fa era stata dichiarata zona rossa. Qui il 5 ottobre scorso era stato riscontrato un caso di positività al Covid e 4 giorni dopo si era potuto verificare che all'interno della caserma si era sviluppato un vero e proprio focolaio con 35 stranieri positivi sui 197 attualmente accolti. Da qui la decisione del sindaco Pietro Fontanini di dichiarare zona rossa l'intera struttura. E stamane la tentata fuga di uno degli ospiti, alla quale è seguito un immediato rinforzo del pattugliamento dell'area circostante. Dopo l'allarme sono giunte infatti pattuglie dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia Locale, dell'Esercito e della Guardia di Finanza e sono intervenuti mediatori culturali per riportare la calma. Sarà probabilmente attivata un'ulteriore intensificazione dei controlli. Difficoltà nell'assicurare dei controlli laddove ci sono situazioni di emergenza come questi ex siti militari che vengono convertiti proprio per ospitare migranti insomma positivi e non positivi. Un tema ricorrente ormai, questa è la mancanza di adeguate forze di polizia. Saluto e ringrazio il dottor Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Grazie per essere nuovamente in nostra compagnia. Grazie direttore. Hai visto il caso Cavarzerani, nuovamente disordini alla caserma, nuovo focolaio di Covid-19, tentata fuga di alcuni ospiti e poi insomma in questo mare magnum diventa anche difficile non soltanto controllare l'epidemia ma soprattutto anche rintracciare queste persone, se poi ci sono delle carenze ormai ataviche, no? Nel nostro territorio conclamate da anni. Lei mi dà là per darle una notizia, insomma, allora prima cerco di rispondere velocemente alla sua domanda. È chiaro che le dicevo che il capo della polizia, il prefetto Gabrielli, avrebbe inoltrato ai prefetti e questori una nuova circolare riguardante proprio i controlli. Questa circolare è arrivata, i controlli sono già stati messi in opera e sono stati attuati già con sabato sera. Quello che lei ha detto chiaramente lo riscontriamo non solo per quanto riguarda le persone che scappano dai centri di prima accoglienza per il Covid, ma è un problema che purtroppo ha portato anche dei disordini, se lei ricorda benissimo, e anche nell'isola a Pantelleria ci sono stati dei grossi problemi, ne abbiamo discusso proprio qui perché poi queste persone non intendono chiaramente rimanere nel territorio nazionale da sole, non vengono certamente, se non accompagnate da noi, non certamente se ne vanno, ma sono persone che vogliono transitare e uscire dall'Europa. Dall'Europa non riescono a entrare perché gli altri paesi non li vogliono, ma riescono a bloccare i confini. Noi abbiamo purtroppo la sfortuna di essere anche una regione che confina con Slovenia e Croazia, dove questi peraltro abbiamo già ripetuto, è inutile stare qui, tutti sanno qual è questa rotta balcanica, tutti li vedono, ma nessuno riesce a fermare questo afflusso di gente che entra giornalmente, non si è mai fermato. Forse, ripeto, questa emergenza è stata sottovalutata durante il lockdown, durante il periodo di Covid, nessuno più ne parlava se non noi qui qualche volta in TV, però è un problema che non si è mai fermato, quindi questo flusso ce lo dovremo tenere, ce lo terremo chissà per quanto. È chiaro che, ripeto, non solo il problema del mare, ma anche il problema proprio qua a meno di 100 km. Quello che invece mi preme dire, perché lei mi ha dato il là, dicevo inizio in premessa, è questo: mi meraviglia che il Ministro dell'Interno oggi su un giornale nazionale abbia riportato queste parole, abbia detto queste parole. Allora, già non c'era per la Morgese, non c'era l'emergenza
rotta balcanica. Abbiamo visto cosa è successo, abbiamo visto e sentito soprattutto le promesse che erano state fatte non mantenute, i famosi 100 militari, l'aumento di personale per le forze dell'ordine mai arrivati, quelli che arriveranno non serviranno, guardi, non serviranno neanche a rimpiazzare i posti normali. Noi ne abbiamo 25 che vanno via, entro il 31 dicembre ne arriveranno 8 le prime 2 settimane di dicembre, quindi non le dico cosa sarà da qua al 23, ma quello che dice il ministro oggi mi meraviglia un'altra volta. Io chiedo a lei, il medico qua non c'è in questo momento, ma volevo chiedere a lui qual è, posso fare per una volta io e chiedergli a quanto ammonta la percentuale dei casi, cioè che percentuale abbiamo di positività? 3, 4, 5%, quant'è? Non lo so, direttore. Ecco, quindi abbiamo una percentuale in Italia che ci crea emergenza sanitaria. Beh, sapete cosa ha detto oggi il ministro Lamorgese su un quotidiano nazionale? Andatevi a fare la ricerca su Google o quello che volete. Ha detto che le persone che sbarcano in Italia sono solamente il 2% quelli che hanno casi positivi, quindi che hanno una positività al virus. Ma cosa c'entra il 2%? È chiaro? Credo che sia una cosa molto importante. Noi sappiamo che 1278, se la memoria non mi frega, sono le persone arrivate fino a questo momento con una positività al Covid. Io credo che esista. Il 2% è un numero, ma il 2% è anche un numero alto di persone cui ci portano questo virus. Quindi abbiamo già i nostri problemi, ci hanno rimposto la mascherina, ci hanno ribloccato le attività amatoriali sportive, ci hanno consentito l'attività motoria e abbiamo già i nostri problemi, giustamente con tutte le precauzioni che dobbiamo prendere, abbiamo aumentato i controlli e poi possiamo accettare che 1278, più del 2,5% delle persone che stanno arrivando sono arrivate con il Covid. Io non riesco più a capire se sono importanti solo le positività italiane, non sono, le positività straniere non sono interessanti. Questo è un dato di fatto e voglio rivolgermi ai telespettatori, guardate che l'ha detto il ministro dell'Interno a un'intervista su un giornale quotidiano oggi. Quindi credo che la problematica esista, non bisogna tapparsi gli occhi solamente per essere buoni samaritani e accettare tutti quanti. Il 2%, abbiamo già il nostro 5, 10, 15, 20, 30, quello che è la percentuale. Quanto siamo? 5%. Bene, ci serviva anche il 2% che arrivava da un altro paese. Ecco, lei citava, ed ero lì che volevo poi arrivare, caro amico Raffaele, Lamorgese sempre, in questo, non so se facciamo riferimento alla stessa intervista, ha commentato anche l'abolizione dei decreti Salvini, dei decreti sicurezza, e dice: beh, questo è un primo step, adesso i tempi maturi sono per lo ius soli. Allora, lo ius soli, per chi ovviamente a casa non lo sa, è un'espressione giuridica che dice diamo la cittadinanza italiana ai figli di stranieri, non importa che cittadinanza, però nati ovviamente in Italia, sul territorio italiano. Allora io le chiedo, è questa la necessità in questo momento? No, non credo sia questa la necessità, mi dispiace per chi la pensa contrariamente a quello che sto dicendo, però credo che abbiamo un momento particolarmente delicato. Già avevamo un problema economico mondiale che rivestiva l'Italia e l'Europa. Se anche adesso in Italia dobbiamo pensare, ripeto, a queste persone perché arrivano qui, oddio, le posso dire una cosa, mi pare che arrivino poche donne con bambini. Ultimamente, fatalità, chiusi questi decreti, stanno cominciando ad arrivare le donne, stanno cominciando ad arrivare i minori. E fatalità,
tutti si rendono e si proclamano minori, perché sapete benissimo cosa succede se arriva un minore non può essere cacciato il padre, figuriamoci se viene cacciato un bambino, quindi c'è tutta una procedura particolare. Il problema è che non appena sono stati bloccati questi decreti, e io non tifo per la destra o per la sinistra in questo momento, assolutamente lontano da me, gli sbarchi sono triplicati e abbiamo anche persone che sono dovute ripartire da Pordenone, casomai noi ne avessimo tanti a Pordenone, per farsi un mese a Pantelleria. Quindi oltre a tutto quello che succede nelle proprie città, si toglie la sicurezza nella propria città, perché a chi rimane si chiede il triplo, non il doppio, va bene, e quindi dobbiamo partire anche da Pordenone per andare a Pantelleria. Fatalità, tolti i decreti, aumentate le situazioni, e lì i colleghi chiaramente non stanno in albergo quando sono in servizio, certo, non stanno in macchina come a Pordenone quando sono in servizio, con tutto quello che ci va dietro, prendere la malattia, stare a casa, va bene, e a far ammalare magari anche i familiari. Questo è il grave problema, perché tutti hanno la possibilità di fare lo smart working, meno che le forze dell'ordine. Quindi ritengo una cosa veramente delicata. Allora dovremo riflettere su queste cose, perché è facile dire sono sbarcati, ma qualcuno vuol dire che lì li riprende, qualcuno li prende, gli deve fare le loro impronte, se se le lasciano fare, perché se non se le lasciano fare e subentra che tu gli devi prendere il braccio e mettere lì. Ci sono quelli delle agenzie che dicono non puoi usare questa violenza, e diventa tutto bene. E quindi queste persone prendono, scappano dai centri, bene, e noi ce li ritroviamo magari o a Pordenone o in centro. Il collega li prende, li fotosegnala, li porta all'OSP, prende da qua, partono 2 persone, costi che non vi dico cosa costa, ripeto, andate in agenzia, fatevi un biglietto, abbiamo parlato l'altra volta, 2 persone prendono sto individuo e se lo portano all'aeroporto a Fiumicino o addirittura in Sicilia. I costi siamo purtroppo di sicurezza non dovremmo non parliamo mai di sicurezza come costo, ma in questo momento credo che sia importante che la gente sappia quanto ci costano questi soggetti. Grazie dottore, grazie a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato, ci mancherebbe. Aggiornamenti però arrivano dagli stati confinanti, si parlava anche con Raffaele Padrone, aumentano i casi di Covid in Austria, controlli ai confini anche per gli italiani, in Slovenia contagi record e qua si preannuncia un lockdown.